amici del Motorsport, buonasera da Marco Angileri, bentrovati a F Motori, il magazine settimanale degli sport motoristici a Telefriuli. Dopo il servizio sui calendari del motociclismo e automobilismo della prossima stagione in regione con i principali eventi in programma, ospiti assieme a noi il talentuoso pilota di rally Fabrizio Martinis assieme alla sua navigatrice Valentina Boi. Sta prendendo forma la stagione 2023 del motorsport in Friuli Venezia Giulia. Tra le due ruote la novità sbarcherà a Grado, che a marzo 2023 l'Isola del Sole ospiterà una tappa del campionato italiano assoluti d'Italia di enduro organizzata dal motoclub gradese MMVV. Sempre per l'enduro ci sarà il ritorno in Carnia del trofeo KTM, una serie caratterizzata dalla presenza di circa 300 piloti provenienti da tutto lo stivale. Si attendono le novità per quanto riguarda lo Speedway sull'ovale di Terenzano, oltre che le tappe di campionato italiano Speedway al tricolore flat track organizzato dal Motoclub Olimpia di Terenzano. Sembra stia per essere ufficializzata una data del campionato continentale. Per le quattro ruote dal 6 al 9 luglio la data dell'Italian Bahia Coppa del Mondo Cross Country Rally Bahia, mentre il Rally Piancavallo, che dalla prossima edizione sarà valido per il campionato italiano Rally Asfalto, c'è il cambio di data con il passaggio al primo weekend di settembre, una data solitamente riservata al Rally del Friuli Venezia Giulia Alpi Orientali, che cambierà periodo con una data ancora da ufficializzare. Stessa cosa anche per il Rally Valli della Carnia, con una data ancora da definire. Nella velocità in salita novità negativa per la Verzegni Sella Chianzutan, che non sarà valida per il campionato italiano di velocità in montagna e retrocede a Trofeo Italiano Nord. Stessa validità della classica di fine stagione Cividale Castelmonte, che andrà in scena probabilmente sempre ad ottobre. Una buonasera, collegati da Cordenons, abbiamo Fabrizio Martinis e Valentina Boi, una coppia sia nell'abitacolo del rally ma anche nella vita. Buonasera ragazzi. Buonasera, ciao. Allora partiamo dalla Valentina, che ormai in questo ultimo periodo possiamo dire hai raccolto grandi esperienze di navigazione sia su terra che su asfalto, ed è una soluzione abbastanza atipica perché solitamente i navigatori si specializzano più o su terra o su asfalto. Te mi sembra che durante la stagione hai equamente più o meno suddiviso appunto nelle due fondi la partecipazione ai rally appunto al fianco di Fabrizio, vero Vale? Sì, assolutamente sì. Sì, come hai detto tu, sono due fondi completamente diversi, anche se io comunque preferisco di più la terra perché ci si diverte di più, ovviamente. Però bisogna anche dire che forse per un navigatore è più complicato la navigazione sulla terra perché hai meno riferimenti. Sì, assolutamente. Meno riferimenti, più anche per dire, per fare un esempio sciocco, anche il fatto di quando parti di provare le gomme, già che devi mettere il cappelletto, i cappelletti tutte le volte, mentre sull'asfalto puoi anche limitarti. Cioè, è una sciocchezza, però anche questo è comunque una complicazione quando devi partire, ecco. Certo, sono tante piccole cose che poi vanno un po' a Sì. complicare quella che è la situazione di un navigatore. Ecco, però ne parlavamo prima fuori onda, per te c'è stata anche un'esperienza nella velocità in salita, forse era una mini alla Verzenni Sella Chianzutan, lì era stato proprio un battesimo del fuoco. Sì, perché io comunque ai rally mi sono avvicinata dopo. Io nasco come ufficiale di gara. Quando sono arrivata qui, Fabrizio mi ha permesso di fare, diciamo, una gara, che a me piacciono tanto le gare di velocità in salita. Poi, successivamente, per impegni che abbiamo avuto sempre sportivi, non abbiamo più potuto partecipare alla Verzenis e quindi io mi ero dedicata semplicemente come ufficiale di gara e poi Fabrizio insomma, mi ha avvicinato al mondo dei rally. Beh, anche se tu poi nel mondo dei rally ci sei stata già da diversi anni vicino come segreteria del mondiale in Sardegna, dove è scoccata forse anche la scintilla che ti ha fatto Sì, conoscere Fabrizio, che è ormai da diversi anni è anche apripista nel mondiale WRC, l'unica tappa italiana del mondiale rally. assolutamente sì, ma noi infatti, dicevo, avvicinate ai rally proprio a livello di gare,
ma a livello di ambiente sì, erano già diversi anni, anche perché le velocità in salita, io sono nata, diciamo, come ufficiale di gara, le velocità in salita in Sardegna erano veramente poche e quindi dovevi partecipare ai rally, ecco. Fabrizio, allora andiamo un po' a raccontare la vostra stagione, come dicevamo prima, con gare che alternavi tra il fondo classico, quello su asfalto e anche ovviamente le tante gare sulla terra che tu ormai da diversi anni affronti con risultati sempre molto interessanti. Sì, quest'anno abbiamo partecipato a tante gare, quindi abbiamo fatto un misto terra-asfalto. Ci siamo divertiti sia nella terra che nell'asfalto. Chiaro, adesso non per dire, però alla fine si sentono un po' gli anni nell'asfalto, riesco ancora forse non a dare il massimo, e nella terra qualcosina in più, però siamo già che sento che i ragazzini vanno e ti fanno impazzire perché alla fine non capisci dove passano, però c'è sempre un motivo a tutto, quindi sono molto contento di quello che abbiamo fatto, perché abbiamo fatto insomma anche le nostre belle gare, un Beh, secondo Biancavallo, quando abbiamo mi sembra tribulato un po'. quando siete arrivati al parco sull'arco d'arrivo, avete sempre conquistato il podio di classe Rally 4. Questo è importante perché inizia a essere una classe molto numerosa. Sì, sì, cioè per fortuna, un po' per fortuna, un po' per l'esperienza, un po' perché va bene così, tra virgolette, abbiamo sempre fatto nei primi tre di classe che è sempre numerosissima, quindi fai conto che abbiamo sempre corso dalle 10-15 macchine in categoria e anche 20, anche 22, quindi diciamo che siamo sempre contenti. E poi è arrivato il successo di classe al Rally del Friuli Venezia Giulia Alpi Orientali, anche lì ve le siete date di santa ragione con i tuoi avversari, ma l'hai portata a casa la vittoria. E lì è stata una gara, al di là del fatto che ha sempre il suo fascino, quella gara lì, quindi è sempre bello parteciparci. A me interessava esserci, però mi interessava più come forma di riscatto, visto che avevo fatto un paio avevo dato un po', diciamo, secondo me poco di me stesso e forse anche poco della macchina, poco delle gomme, quelle cose lì nelle due gare precedenti, sia a Piancavallo che specialmente a Rally da Carne, che ci tenevo tantissimo a fare bella figura e quindi ho voluto riscattarmi in pieno all'Alpi. Mi sono dedicato alle condizioni controllate in maniera molto diligente. E Valentina è stata brava perché alla fine è stata brava anche lei, bisogna dare atto anche lei. Le gomme e l'assetto era già del tutto collaudato, quindi la prestazione è arrivata. Valentina, ormai di gare ne hai diverse come navigatrice. Ti senti ormai sicura? Immagino gara dopo gara, ti ho sentito anche nei onboard camera una così tua sicurezza nella navigazione. Boh, diciamo che adesso allora, prima mi stavo avvicinando, adesso sto imparando, però da qui a essere sicura mi passerà ancora tanto di tempo. Però Anche secondo me perché non Fabrizio è è... uno Eh che sì, pretende. bravo, non è facile stare al suo fianco, ecco, soprattutto quello. Credo sia giusto che io mi sono preso l'impegno di guidare, tra virgolette, e riesco a guidare. Chi si prende l'impegno di navigare deve, diciamo, prendersi l'impegno a mantenerlo e purtroppo ci sono anche annessi e connessi che magari tante volte sono un po', tra virgolette, dico io, rognosi, però se vuoi imparare, se vuoi andare a certi ritmi, credo che sia giusto essere pignoli e pretendere. E beh, poi c'è anche da dire che una navigatrice, almeno come una volta, dovrebbe essere anche capace, non so, ad esempio di cambiare lo pneumatico. A che punto siete, Valentina? No, allora io sono quella che prepara la situazione, nel senso che toglie il fermo del crick, passa le chiavi, prendo la gomma dopo che è stata smontata, però ovvio che lì ci vuole secondo me una forza maschile, ecco, Però anche per smontare. un'idea però sicuramente ce l'hai, dai. Sì, 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 anche perché ripasso sempre, prima di ogni gara ripasso tutto l'equipaggiamento della vettura, quindi qualcosa, insomma, sì, mi ricordo, ecco. Fabrizio, quasi tutta la stagione mi sembra con la 208 Rally 4, forse solo l'inizio con la Fiesta, sempre a Rally 4, però c'è stata una virata, direi quasi all'inizio della stagione. Sì, esatto, abbiamo voluto provare, almeno
a partire con questa macchina che sembrava fosse, visto anche il test che avevo effettuato, sembrava fosse una macchina performante. Purtroppo, diciamo, abbiamo avuto qualche problemino tecnico e abbiamo optato di tornare sulla Peugeot, che ci ha dato tante soddisfazioni dall'inizio alla fine, quindi ogni tanto purtroppo anche quella si rompe, però noi siamo contenti della macchina, quindi per adesso sarà una macchina che puntiamo ad usare. Ecco, la Rally 4 che quest'anno era in classe con la R2B, il prossimo anno sembra che ci sia una divisione, visto la diversa potenzialità. Sì, è anche giusto perché alla fine dico una classifica riservata a due classi assieme perché sì, ok, i cavalli, diciamo, tra virgolette, sono lì, non sono neanche lì, però ci sono due coppie motori completamente differenti e tutto quanto, quindi diventa un po' un problema per una R2B stare davanti a una Rally 4, quindi è giusto che siano differenziate le classi. Ecco, lo spieghiamo, sono entrambe delle Peugeot 208, una di vecchia generazione, 1600 aspirata, l'altra la nuova turbo 3 cilindri che però ha una gestione, un motore totalmente diverso a livello di comportamento e di cavalleria. Sì, sicuramente la 1600, essendo un motore aspirato, tra virgolette, è una macchina che deve utilizzare un regime di giri molto alto perché è una coppia veramente che porta dagli 8000-8500 tiri del motore, quindi è una cosa anche importante da fare e anche difficile per poterla mantenere sempre su di giri, essendo un motore piccolo fai fatica a tenerlo su, quindi devi sempre esasperare i giri. Nello stesso tempo la Rally 4 è sempre guidabilissima, però non devi tirare giri, devi cambiare subito perché la potenza del turbo dà una coppia molto particolare e prende i bassi regimi, quindi è importante che tu cambi al momento giusto per avere il range di coppia corretto. Valentina, hai avuto l'opportunità anche durante delle prove tecniche di salire a bordo anche di una Skoda Fabia? Lì cambia un po' tutto perché effettivamente le velocità, le percorrenze sono diverse, diventa più complicato anche per un navigatore, anche se poi mi sembra non hai gareggiato mai con una vettura di questo tipo, se non sbaglio. No, no, ma infatti penso che il giorno che magari sicuramente prima o poi deciderà di correre su una R5 sarò diventata bravissima, altrimenti mi perderò fin dall'inizio, ecco. Perché comunque sicuramente la velocità incide tanto, ecco, anche nella bravura di un navigatore, soprattutto se non è esperto. Beh, ti ricordi Fabrizio, Rally Terre del Friuli di qualche anno fa con il Peugeot 207 Super 2000 del team Sì. Pascoli è arrivata, anzi è sfuggita la vittoria proprio per pochissimo, Un qualche secondo. secondo. Quant'era? Per un secondo mi impessa la cappa praticamente. Abbiamo usato un aneddoto del genere per, diciamo, tra virgolette, così criticare, ma allo stesso tempo siamo rimasti sempre contenti di quella prestazione perché pronti via con una macchina che non conoscevo proprio per niente. E la Naviga che si è dedicata solo il sabato con me nelle ricognizioni e una naviga che cioè, non mi conosceva, tantomeno Eva io Narduzzi mi conoscevo sembra, lei. la Eva Esatto, Narduzzi. esatto, la Eva, che è stata anche molto brava perché alla fine riuscire a capire un po' la mia metodologia di note, ma anche con i tempi che c'erano, diciamo, per appunto dettare le note, poi anche il tempo in se stesso non era dei migliori, però la prestazione l'abbiamo fatta. Ho sbagliato io l'ultima prova, tra virgolette, quando lei mi ha chiesto vuoi sapere a quanto siamo da quello davanti? Io lì ho sbagliato, gli ho detto no e sono andato un po' non tranquillo, però se sapevo che magari ero lì vicino, quel secondo forse magari cercavo di non perderlo, però vabbè, dai, ogni gara ha la sua storia. Beh, però era un pilota svizzero, mi sembra, con una vettura R5 già, perciò più performante sotto l'aspetto della competizione, perciò tra virgolette, tra l'altro era anche un pilota di valore, però un secondo brucia, dai.
Devo dire la verità che brucia, però nello stesso tempo io nel lontano 1996 ho vinto un campionato italiano con la Peugeot 106 per un secondo, sull'ultima prova speciale per un secondo, quindi mi sono ripagato quella volta, il resto, vabbè, fa storia, dai, diciamo. E poi hai, lo ricordiamo, raccolto anche il successo era il 2012 con su terra 2 ruote motrici il campionato italiano con la Clio R3C, dovrebbe essere stato il 2012 se non vado errato, perciò è uno forse degli ultimi successi di questo tipo portato a casa da un pilota della nostra regione, al di là di quello che poi ha fatto Luca Orsetti. Il livello di campionato italiano dovrebbe essere stato, se non sbaglio, il 2013, perché mi sembra che era il 2013, e comunque dovrebbe essere a livello di rally, specialmente su terra, l'unico negli ultimi anni campionato che è stato vinto da un pilota regionale, E non è ovviamente. poco, dai. No, no, ma sono molto contento perché alla fine dico dentro di me, è una carriera che ho fatto grazie a chi mi è stato vicino, grazie a chi mi ha dato una mano, ma grazie anche alla mia determinazione che in tanti casi mi ha premiato. C'è determinazione sicuramente sì, ma ci vuole anche il talento, vero Valentina? Assolutamente. Senza di quello penso che sia difficile tutto. E poi diventa difficile anche per un navigatore quando c'è un pilota che va forte riuscire a prendere il ritmo giusto, perché chiaramente sei salita sull'abitacolo sapendo che Fabrizio andava forte, perciò dettagli le note, era impegnativo dall'inizio. Assolutamente, infatti all'inizio ero impegnata solo a ridere io. Lui povero a guidare, io ogni tanto mi perdevo a ridere. Lo ricordo anche in un board camera dove c'è un dosso, un salto dove ti sei messa a ridere proprio dall'effetto del salto, Sì, sì. dopodiché non sei L'effetto riuscita. farfalla. Infatti. Senti Valentina, No. ma Fabrizio ti ha già avvisato di quello che sarà il prossimo anno, la stagione? Ti ha già accennato qualcosa? No, ancora no, non abbiamo ancora preso in mano questa situazione. Sicuramente studieremo meglio le gare da fare, nel senso che anche per gli impegni lavorativi, ecco, quindi bisogna programmare. Quest'anno abbiamo cercato di fare quelle che ci piacevano, l'anno prossimo sicuramente l'idea sarà questa, però cercheremo di studiarle meglio, ecco, di programmare meglio la stagione. Fabrizio ancora con lo scudetto sul petto della MRC Sport, immagino anche per il prossimo anno. Sì, credo che anche da parte di Giacomo, che è il presidente, non ci siano grossi problemi per continuare il rapporto, anche perché quest'anno, diciamo, abbiamo collaborato e non abbiamo avuto nessun inghippo. Lui a livello di scuderia lavora molto bene perché alla sua immagine ci tiene, all'immagine dei piloti, quindi per un pilota è importante che una scuderia segua, quindi sicuramente ci sarà una collaborazione. Quindi me lo auguro perlomeno. E poi ha portato a casa anche un bel risultato il tuo compagno di squadra dell'MRC Sport, nonché tuo allievo, possiamo dire Filippo Bravi, è arrivato una bella seconda posizione nella finale nel Rally del Lazio di Coppa Italia. No, sono molto contento dei risultati che ha ottenuto Filippo, anche se purtroppo in alcune gare ha avuto qualche problema, però fa parte di questo motorsport, del motorsport, quindi ci sta anche quello. Però il ragazzo è cresciuto tantissimo, io lo stimo come pilota, anche come persona, come credo anche lui mi stimi me, perché sono stato uno di quelli che ha creduto tanto in lui e l'ho anche spronato, tra virgolette, a fare dei cambiamenti per cercare di ottenere risultati e mi sembra che qualcosina magari in percentuale mi prendo anche i miei meriti, ne È vado giusto così. orgoglioso. Io so quanto Mm. hai lavorato anche assieme a lui, perciò bisogna darti atto che effettivamente quello che hai appena accennato è totalmente la verità, anche per chi conosce bene l'ambiente. Andiamo a ringraziare dunque Fabrizio Martinis e Valentina Boyle, coppia come dicevamo prima sia nella vita che nell'abitacolo dei rally. Vi auguriamo così un buon riposo in questo periodo per poi rivedervi di nuovo in coppia in una nuova stagione, quella 2023. Grazie ragazzi. Grazie a Grazie, te, buona ciao. serata, ciao. Si è concluso anche il campionato regionale motocross, siamo con Cristian De Salvador. Allora, facciamo un po' il punto di quella che è stata la stagione.
Ma è stata sicuramente una bella stagione interessante, abbiamo alzato il livello delle manifestazioni, sono state manifestazioni tecniche, fondi diversi, anche belli bucati e siamo soddisfatti della stagione, devo dire, sì. Si vanno avanti anche i giovani, giovanissimi, e questo è importantissimo per il futuro del motocross Friuli Venezia Giulia. Sì, finalmente stiamo rimbastendo il settore giovanile dei ragazzi. Sono tanti ragazzi che fanno il friulano, ma tanti anche che vanno a provare l'italiano, a provare le selettive, a provare le finali, e questo ci fa piacere sicuramente. Per la prossima stagione cambierà qualcosa come numero di appuntamenti, come tappe del campionato? Allora, al momento abbiamo appena finito, quindi diciamo che ci prendiamo un piccolo periodo di pausa. Stiamo lavorando su un progetto molto interessante, ma al momento preferisco tenermi un attimo di riservo. A breve, in un mesetto, penso che cercheremo di definire i progetti e poi faremo sapere un po' a tutti quanti. Parlando del motocross delle regioni, cosa ci dici? Beh, il motocross delle regioni è stata una bellissima festa, siamo stati un bellissimo gruppo, 19 piloti, in tutto eravamo una sessantina di persone, ci siamo divertiti veramente tanto, abbiamo passato 2 giorni veramente di divertimento. Abbiamo anche avuto qualche piccolo bel risultato, perché abbiamo avuto la squadra femminile con la 6ª posizione di squadra, abbiamo avuto la giovane minicrossista che ha avuto il 2° posto come ragazza tra i minicross, e quindi non abbiamo raccolto tantissimo nel minicross invece, purtroppo a causa delle partenze, però siamo contenti, tutti i ragazzi hanno dato il massimo e anche nel motocross siamo lì in top 10. Allora Michael, raccontaci di questa tua stagione appena conclusa nel Supermotard, stai prendendo le misure, ottenendo degli ottimi risultati. Allora, la stagione è andata molto bene, quest'anno ci siamo cimentati in un campionato veramente di altissimo livello e abbiamo partecipato all'Internazionale d'Italia, concluso quinto, e per pochi punti purtroppo non sono riuscito a portare a casa il Triveneto, però un buon 2° posto anche lì. C'è stata qualche modifica a livello di moto quest'anno, cosa è cambiato? Sì, sulla moto abbiamo lavorato molto sulla parte della ciclistica, purtroppo sul motore abbiamo lasciato tutto com'era, che è più che sufficiente, però adesso stiamo lavorando per la nuova stagione. Ormai non sei più un outsider perché ti sei fatto conoscere molto bene nel contesto non solo Triveneto ma anche nazionale. Il prossimo anno ti terranno d'occhio. Sì, il prossimo anno adesso stiamo decidendo un po' cosa fare, ci saranno un po' di novità e vediamo, dai, faremo il meglio anche lì. Confermato il Triveneto, ci sarà poi immagino anche l'Internazionale d'Italia, cosa succederà? Dacci almeno qualche anticipazione, dai. Allora, sicuramente il Triveneto prenderò parte e non vorrei sbilanciarmi troppo, però qualche gara all'estero mi piacerebbe farla e ci stiamo pensando, dai. Luca, il tuo mentore, resterà ancora lui come riferimento, grande esperienza la sua non solo nel Supermotard. Sì, per fortuna Luca continua a seguirmi ed è un riferimento veramente altissimo e per fortuna c'è alle gare, mi segue, mi prepara la moto ed è un grosso supporto. Provare qualcosa di diverso, qua ci troviamo in un contesto di enduro country, può far bene soprattutto per la parte off-road di quando corri nel Supermotard. Sì, oggi abbiamo partecipato a questa giornata bellissima di enduro, seguire un po' di amici è veramente bello, aiuta veramente tanto secondo me la disciplina del motard e quindi prenderemo parte a qualche allenamento insieme a loro per l'ottima compagnia e l'allenamento che si riesce a tirar fuori.